pochi passi lungo Riviera San Benedetto, a Padova, dietro queste mura si aprono le porte di un luogo sconosciuto alla città, il monastero della Visitazione. Fino al 2014, nella pace di questo chiostro fiorito, hanno vissuto le monache visitandine. Le origini di questo luogo di preghiera però risalgono al XIII secolo. Sabato e domenica eccezionalmente verrà aperto alla cittadinanza grazie alla rassegna Case Mai Viste, un'iniziativa dei musei diocesani che aprono dimore sconosciute e le mettono a disposizione dei padovani. I visitatori potranno accedere al chiostro con un libro e fermarsi quindi alcune ore e leggere nella pace quello che di solito è difficile fare anche nelle nostre case. Qui troveranno delle rose antiche, le potranno acquistare i biscotti delle monache eremite. Tra il profumo di rose e i biscotti si entrerà nel bellissimo chiostro. Chi vorrà con un contributo di 10 euro potrà visitare insieme ad una guida l'intera struttura del monastero. All'inizio ospitava una doppia comunità monastica, uomini e donne, poi fu affidato ai monaci olivetani e infine dal 1890 qui si insediarono le monache visitandine. Conservato l'originale refettorio, le piccole celle, ognuna dedicata ad un santo e alla sua virtù, l'affaccio è splendido sul grande parco che si estende fino alle mura dell'ex area della Prandina. Tutto il ricavato delle visite previste sabato e domenica sarà devoluto per restaurare 3 opere d'arte di terracotta del XV secolo. Queste 3 sculture presentate più volte in terracotta del Rinascimento, che sono collocate in chiese della nostra città e del territorio, saranno restaurate con il progetto Mi sta a cuore. Questa iniziativa ha proprio lo scopo di raccogliere i fondi per poter raggiungere a compimento l'intervento di restauro.